mercoledì 31 gennaio 2024. È arrivato il momento di presentare l'ospite, una new entry per Prima Free, ma un mio vecchio amico, Paolo Pizzolato. Ciao Paolo, ricordo prima il Veneto Movimento Indipendentista, ex leghista della Prima Ora. Grazie Paolo, Enzo, grazie dell'invito e grazie a tutti i telespettatori che ci guarderanno. Grazie a te per averlo accettato. Innanzitutto qualche cenno storico sul vostro movimento, anche per far conoscere quello che fate voi. Prima il Veneto. In questi giorni si festeggia proprio il decennale della nascita di Prima il Veneto. Noi siamo nati circa 10 anni fa, quando avevamo in Lega Nord il segretario regionale Flavio Tosi, che ha fatto una serie di espulsioni, una serie di grandissime gaffe politiche, io continuo a dire adesso, dove per interessi suoi personali, perché stava creando un altro partito, noi ci siamo completamente dissociati da questo personaggio che definisco, e spero di poter avere ancora la possibilità di dirlo in televisione con te, un personaggio molto ambiguo che adesso non riesco assolutamente a capire. Paolo, chiedo scusa, solo per maggiore garanzia da parte dell'editore. Sì. Quello che tu dici logicamente è mia responsabilità quello che sto dicendo. Sei responsabile di quello che dici. Certamente. È importante che io faccia questa persona annotazione. Che si è presa in carico a livello regionale, diciamo Forza Italia, sinceramente non riesco a capire come gli iscritti di Forza Italia, che da quello che ne so politicamente stanno notevolmente protestando in questo periodo, abbiano dato la possibilità a questo personaggio, ripeto, con i retroscena e tutti i pregressi di quello che era capitato all'interno della Lega Nord, possa essere stato dato in consegna quello che è l'ambito di Forza Italia, soprattutto per le regionali o per le europee. Noi siamo nati in quel momento lì, un momento di seria protesta nei confronti di quello che stava accadendo, ci siamo ricreati con le nostre direttive, con le nostre ambizioni che avevamo di salvaguardare quello che era per noi la Padania in quel periodo lì, ma soprattutto di fare in maniera di tutelare il Veneto da quello che era la possibilità, diciamo, di fuoriusciti, di persone che andavano via e che non sapevano più come poter fare per far valere i loro diritti e quello che erano i loro presupposti e soprattutto i giuramenti che da alcuni di questi non sono stati mantenuti. Ecco perché siamo nati noi. Quindi possiamo parlare di una vera e propria epurazione effettuata da Flavio Tosi. Lì è stata fatta una serie di espulsioni senza nessuna motivazione, perché sono arrivate lettere molto ambigue, ripeto, anche da parte del federale di Milano. Siamo stati cacciati perché ci hanno detto che avevamo protestato nei confronti del segretario regionale a Pontida in quell'anno, in quell'epoca, praticamente cose che non è assolutamente vero, perché persone che sono state mandate fuori non c'erano nemmeno, e noi ci siamo trovati praticamente lasciati per strada, dove abbiamo avuto le seconde linee della Lega Nord che hanno occupato, posso dire tranquillamente, occupato come se fosse stato un nemico i posti che noi avevamo, e soprattutto non parlo di sedie, parlo dei ruoli che avevamo molto importanti all'interno di quello che era l'ambito politico nostro e soprattutto il nostro credo e soprattutto quello che noi volevamo assolutamente fare per la regione. Da quanto mi risulta è in atto un vero e proprio reclutamento da parte di Flavio Tosi, sta pescando nelle file leghiste, sta prendendo tanti personaggi importanti. Un nome per tutti: Gianluca Forcolin, ex vice governatore del Veneto, è passato alla corte di Flavio Tosi. Secondo te come mai questa mossa? Guarda, leggevo anche oggi alcuni articoli di giornale, alcuni passaggi televisivi che sentivo, dove qualcuno dice che Zaia probabilmente potrebbe avere anche problematiche di tenere fino al 2025 la sua giunta a posto, perché si parla di Forcolinsi che è già passato, ma si parla anche di altre persone di Marcato, si parla di Bottacin, si parla di persone che potrebbero travasare in Forza Italia. Cosa sta accadendo? Innanzitutto Forcolin lo conosco perfettamente, è un amico carissimo e mi dispiace in tutta sincerità che sia passato a Forza Italia. Bisogna capire anche le sue realtà, diciamo, dove si è trovato anche lui sbattuto fuori praticamente. È stato un po' maltrattato dalla Lega, è stato sbattuto fuori anche lui, come era capitato a noi, e capisco in questo momento lo stato d'animo di alcune persone molto potenti e che erano molto brave all'interno della regione Veneto, posso dirlo perché ho lavorato con loro per anni, per decenni, diciamo, dove si trovano in questo momento a cercare di confrontarsi con un segretario federale che in questo momento è allo sbando completamente e non sa come fare. Molla la gente, molla il Veneto, gli interessa il ponte di Messina,
Messina, eccetera, eccetera, corre per il sud, per cui non si capisce più. Questa gente logicamente deve cercare di sistemarsi, fra virgolette, per il 2025 in vista delle elezioni regionali, e c'è tanta gente che, pensando che la Lega potrebbe fare un patatrac o non avere i numeri per poter ripresentarli di nuovo in giunta, sta cercando un'ulteriore alternativa, e solitamente i politici è questa cosa che fanno. Una cosa prima di coinvolgerti sul tema: fra i vari nomi hai fatto quello di Roberto Marcato. Mi permetto di dissentire, sai perché? Escludo che Roberto Marcato, leghista della prima ora, possa abbandonare il partito del Carroccio per fare parte di Forza Italia. È una mia sensazione, siccome lo conosco, veneto puro, genuino. Non credo che Marcato faccia questa mossa. Però forse sarò smentito dai fatti. È anche lui alla finestra a vedere quali sono i movimenti della Lega Nord, perché logicamente, come ho detto prima, tutti stanno attendendo un segnale forte da parte di Zaia, un segnale forte da parte della Regione che possa permettere di rimettersi in gioco nel 2025. Guardate che essere assessore a livello regionale e poi trovarti che non hai assolutamente più nulla, diciamo, nel corso degli anni, non è una cosa bella per gente soprattutto che, mi dispiace dirlo, ha vissuto anche per tanti anni di politica. Bene, allora io oggi ho parlato di Ilaria Salis, mi sembra che si chiami, quella nostra connazionale in carcere a Budapest, in Ungheria. Rinvio alla mia opinione, ecco, questa è una maestra, mi chiedo cosa possa insegnare un insegnante del genere che va insieme agli altri, è in carcere a Budapest. Stanno facendo pressione su Giorgia Meloni affinché quest'ultima intervenga su Orban. Va bene, per il momento grazie regia per i contributi. Rivolgo la domanda non solo a Paolo Pizzolato ma anche ai miei telespettatori: secondo voi è giusto che una nostra connazionale possa partecipare insieme a altri 6, fanno parte di una organizzazione terroristica tedesca, sono andati là e hanno fatto un po' di caos, hanno quasi ucciso 2 persone. Io ho detto la mia, non mi ripeto perché non voglio condizionare, ve lo giuro, il pensiero di Paolo Pizzolato, però sono curioso di sapere cosa ne pensa lui. Guarda Enzo, è un'opinione personale, come ho detto prima, mi prendo io la responsabilità di quello che dico. Perfetto. Ho visto alcune immagini e logicamente lascia un po' di amaro in bocca vedere questa persona in catene, sembra di vedere gli americani quando prendono i terroristi, li portano in carcere. Fa male vedere queste cose qui, fa male vedere poi non si tratta donna... di catena, si tratta della roba quasi in pelle, cuoio, sì, però ho un visto impedimento, le sì. manette, diciamo le manette che i piedi, sì. Per cui questa catena che aveva la guardia dietro fa male vedere queste cose qui. Poi però mi faccio delle altre domande e puntualizzo alcune opinioni. Questa qui, prima cosa ci faceva lì? Cosa ci faceva lì? Cosa era andata a fare? Perché io, quando vado nei paesi dell'est in vacanza qualche volta, non sono mai stato arrestato e portato in galera perché andavo a farmi il giretto per la città. Cosa ci faceva lì? Per cui stiamo a vedere... Tu rispetti le loro norme dove vai? Stiamo a vedere se effettivamente è colpevole, perché tra l'altro potrebbe esserci un po' di confusione e che la signora non c'entri assolutamente nulla, per cui parola torna indietro, cerchiamo di capire se effettivamente è così. Poi un'altra cosa però, che questa è la cosa pesante. Nel momento esatto in cui noi abbiamo chiesto, noi inventori dell'Europa abbiamo chiesto all'Ungheria di far parte dell'Europa, quando l'abbiamo portata dentro l'abbiamo accettata, così come abbiamo accettato tutti i paesetti dell'est che sono entrati in Europa troppo presto, continuo a dirlo, noi che siamo creatori dell'Europa. Sapevamo com'erano determinate cose. Cosa stiamo facendo in questo momento? Stiamo criticando un sistema carcerario di un altro paese legittimo che noi abbiamo chiesto di far entrare in Europa.
Da noi ci sono stati dall'inizio dell'anno una serie di suicidi in carcere. Cosa dovrebbero dire gli ungheresi delle nostre carceri in questo momento? Per cui questa è la mia opinione personale, poi per carità, ripeto, sono cose che avviliscono notevolmente, però non cerchiamo di dare la colpa agli altri del sistema carcerario loro, perché è una cosa loro, una cosa di casa loro, e dobbiamo portare rispetto. Se loro sono abituati così, del resto, mi perdoni la frecciatina, perdonami la frecciatina Enzo, da loro, se ci sono immigrati, se c'è qualche immigrato, non fa la stessa fine nostra, che è libero, tranquillo e può fare tutti i reati che vogliono. Loro picchiano, loro ti portano in carcere e forse certe volte, scusate il passaggio un po' dialettale, si dimenticano anche le chiavi. Magari in Italia fosse così. Fosse così, magari in Italia fosse così, tanti sacchettoni a perdere non farebbero, ve lo giuro su Dio, quello che si permettono di fare in Italia, contando su un sistema lassista troppo tollerante, ma tant'è, questo è il mio modesto giudizio. Paolo Pizzolato, esperto di agricoltura, è stato per diverso tempo responsabile di Veneto Agricoltura, vero? Cosa dici relativamente a questa domanda e più in generale sul trattamento riservato dall'Europa alla nostra agricoltura? Agricoltura, trattori ribelli contro le politiche UE, col diretti, dal Canada arriva qui grano trattato con i glifosati. Stop alle follie europee. Il tuo parere? Io ho avuto l'opportunità di amministrare Veneto Agricoltura un po' di anni fa, negli anni antecedenti, e lì sono riuscito a capire e a conoscere bene il mondo dell'agricoltura, che già rispettavo. Guardate che per vedere per la prima volta tutti gli agricoltori europei, ma soprattutto gli agricoltori italiani, che per la prima volta si stanno muovendo senza bandiere sindacali andare a protestare, è una cosa eccezionale. Magari si muovessero ancora di più e andassero ad appesantire quello che stanno facendo, perché se lo meritano. Allora, parto da alcuni piccoli spunti. Prego. 1 o 2 anni fa, in Sardegna, poco prima delle elezioni regionali, un ministro che ancora adesso è in carico in questa legislatura, il signor Salvini, aveva promesso agli allevatori e ai produttori di latte un determinato prezzo per fare in maniera che il formaggio sardo fosse salvato. Non se ne è più parlato, si sono trovati completamente per terra. Saluto i sardi che hanno ancora il coraggio di combattere. Ti guardano, mi stanno guardando e ho piacere di salutarli, perché sanno perfettamente chi sono io e cosa ho fatto nella loro terra e cosa ho detto nella loro terra. Infatti è per quello che sto salutando, perché hanno un coraggio incredibile, di noi parlano come se fossimo il continente e hanno ragione, perché nessuno ha rispettato le loro piccolissime richieste che avrebbe permesso di non chiudere tante ditte e tante aziende, e questo è un piccolo micro passaggio. Poi, come si fa a livello europeo? Personaggi che non sanno nemmeno cosa sia l'agricoltura, cosa sia un qualcosa di terreno, un orto, una cosa del genere, fare in maniera di poter dire a tutti gli agricoltori che una parte dei loro campi deve essere non seminato, per dare la possibilità allo sviluppo di terreni nel momento esatto in cui la gente sta morendo di fame in giro per il mondo e ci sarebbe bisogno di incrementare l'agricoltura. Ti ricordo, Enzo, che il 2% a livello nazionale di territorio nazionale viene mangiato ed eroso all'agricoltura ogni anno per fabbricare, dove nessuno non recupera mai i contesti, quelli vecchi, case vecchie, cose del genere, ma si fabbrica sempre di nuovo. Altra cosa, io sto parlando in una televisione all'interno di una regione che è la più cementificata d'Italia e che sottrae ogni anno ettari e ettari di terreno all'agricoltura. Se mangiate bene certe volte, voi saprete che quel prodotto è italiano. Provate a fare con il grano che arriva dall'Ucraina, è all'8° posto, mi raccomando, non è quello che ci fornisce tutto quanto, anziché Grecia o Turchia, da dove invece andiamo ad attingere il nostro grano. Provate a importare il grano dall'Ucraina, vicino, poco distante da Chernobyl, e poi ditemi cosa state mangiando. Provate a importare attraverso l'Austria, come è successo anni addietro, le famose mozzarelle blu invece di mangiare le mozzarelle campane. Provate a fare una pasta asciutta in Francia o una pasta asciutta in Italia. Allora poi cercheremo di capire perché questa gente è ridotta
ridotta alla disperazione, però ricordatevi una cosa, se si muovono i contadini bisogna stare ben attenti, perché gli scioperi dei metalmeccanici possono anche capirli, ma guardate che i contadini ci danno da mangiare, non potremo mangiare cose che non sappiamo da dove arrivano. Condivido in pieno, viva gli agricoltori sempre e comunque a prescindere. Piccolo aneddoto, in Emilia Romagna stanno pagando gli agricoltori affinché non seminino più, intesa da certe parti del territorio, affinché non seminino più, cose da matti, quando i nostri prodotti sono i migliori al mondo praticamente e potremmo vivere solo di agricoltura italiana. Questo è il brutto, questo è il brutto. Purtroppo io da anni sostengo che l'Italia ha firmato la sua condanna a morte. Con l'ingresso in Europa. Bravo. Con l'ingresso in Mi hai Europa. letto nel pensiero, sono anni che dico questo, ma non lo dico solo io. Noi siamo alla loro mercé. C'è anche l'economista Krugman, quel premio Nobel. Regia, se fai vedere quel contributo che abbiamo utilizzato oggi pomeriggio nella nostra opinione, Paul Krugman, premio Nobel per l'economia, ha detto: adottando l'euro l'Italia si è ridotta allo stato di una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera con tutti i danni che ciò implica. Complimenti, dottor Krugman, condivido totalmente il suo pensiero. Vediamo cosa ne pensa Paolo Pizzolato. Ha perfettamente ragione. Noi siamo stati i creatori dell'Europa in un momento in cui l'Europa non doveva nascere in quella maniera. Perché lo dico? Non è che sia contrario al mondo europeo, a quello che è l'Europa, a questo continente che sta cercando di mettersi tutti assieme per cercare di essere più forti nei confronti di altri continenti. Il problema che è stato e che sempre dirò che è sbagliato è che avevamo degli stati che probabilmente erano pronti perché a livello economico valevano qualcosa. A quell'epoca c'era l'Inghilterra, la Francia, la Germania, eccetera, eccetera. Noi eravamo una via di mezzo, ma abbiamo troppo accelerato i tempi per far entrare anche altri paesi e paesucoli in un momento di gravissima difficoltà, di grossissima difficoltà a livello economico, dove loro adesso sono quelli che hanno bisogno e noi siamo quelli che dobbiamo pagare. Guardate che ogni anno l'Italia sborsa all'Europa miliardi e miliardi che vanno a finire nelle tasche di altri piccoli paesi europei che hanno bisogno di essere rifinanziati. Quando noi parliamo del PNRR, guardate che sono soldi nostri che tornano indietro. Almeno una gran parte. Non è che l'Europa ci voglia così tanto bene e ci dia di tutto di più, anzi, tanto perché lo sappiate, io avevo un ufficio a Bruxelles di Veneto Agricoltura, Di Veneto Agricoltura, e ricordo benissimo quando qualcuno ci telefonava, o anche adesso tanta gente che torna indietro, non solamente da quell'ufficio, ma che vengono giù certe volte in vacanza, i nostri deputati europei, ci dicono: non ci vogliono bene in Europa, ci vedono come un terzo mondo. Bravo. Non ci rispettano. Condivido. Assolutamente, inutile dire che siamo fortissimi e che siamo uno dei paesi più potenti d'Europa. Non è vero nulla, ci maltrattano in una maniera incredibile. E sapete perché hanno paura di darci i soldi? Perché sanno che dando quei soldi all'Italia una parte, purtroppo mi dispiace dirlo, finirà su quello che possono essere tangenti, su quello che può essere l'odore di mafia, per cui, prendendomi responsabilità di quello che dico, una parte di quei soldi andrà assolutamente persi. Condivido. Io volevo ricordare la figura di un grandissimo imprenditore, un Veneto doc, un Veneto che si è fatto da solo, che ha costruito un piccolo impero partendo da sotto zero. Ieri è venuto a mancare il commendator Francesco Canella. Ciao Francesco! Quando se ne va una persona è sempre una cosa triste. Poi quelle persone che ti lasciano un buon ricordo. Quando se ne va un imprenditore che ha dato da mangiare, che dà da mangiare a migliaia di persone, che ha creato una ditta dal nulla, Bravo. Che adesso non è assolutamente facile con i tempi che corrono, ben sapendo anche a livello economico e bancario cosa vuol dire mettere in moto un'azienda adesso, è ancora peggio. Sono d'accordo con te, condivido pienamente, ma è per questo che io a volte mi arrabbio, quando penso che ci sono state persone che senza quelle credenziali, lauree, robe, eccetera, quando uno viene da zero
e con volontà, con professionalità si crea qualcosa. E il Veneto ha sfornato di questi personaggi, imprenditori che si sono fatti da soli. Gli inglesi li chiamano self-made men. Io non amo l'inglese, ma ogni tanto ricorro a questa espressione per far capire l'importanza di quello che uno ha creato. E Francesco Canella era molto amato dai suoi dipendenti, ha lasciato un ricordo meraviglioso. Vuoi dire qualcosa ancora per far conoscere il vostro movimento, per stimolare le persone? Io l'altra sera mi sono un po' spinto in avanti e cosa ho detto? Fanno bene gli amici di prima il Veneto, ho detto anche di Indipendenza Veneta, perché non mi fido più di questi politici romani. Io sono un elettore del centrodestra, lo sanno anche i Sassi, ma sono sfiduciato per l'operato di questo governo. Si ama più lo straniero che l'italiano. Almeno loro portano avanti con coraggio, con entusiasmo le loro battaglie. Quindi ti faccio pubblicamente i miei complimenti, Paolo, grazie. per tutto quello che state facendo. Vedete, quello che succede politicamente è questo. La gente è, perdonatemi, virgolettato, ignorante a livello politico. Cosa fa la gente solitamente? E questo purtroppo anche i veneti. Si vota chi si vede venire fuori tantissime volte in televisione, si vota chi parla bene in televisione e racconta bordate che poi non vanno mai a compimento. Cosa è successo durante le elezioni regionali alcuni anni fa? Eravamo durante il periodo del Covid. Non c'è stata la possibilità di avere contraddittorio. Contraddittorio cosa vuol dire? Se uno si candidava poteva andare in televisione, poteva cercare di fare la sua campagna elettorale, non è stato possibile fare assolutamente nulla di tutto questo. C'è stato un plebiscito veneto per rivotare di nuovo Luca Zaia. Non voglio assolutamente penalizzare i veneti per questa cosa, perché non si è riuscito assolutamente a fare nulla di nulla, perché in quel periodo lì non riuscivi nemmeno a muoverti. Nel 2025 potrebbe cambiare completamente tutto quanto. Perché dico questo? Perché i veneti certe volte dovrebbero ragionare anche su questo governo, su tutto quello che sono gli accadimenti a livello nazionale e il declino morale economico che sta facendo il nostro paese, ma soprattutto anche nella nostra regione. L'anno scorso hanno chiuso 5.000 attività in Veneto, 5.000 attività in Veneto, e continuiamo ancora una volta, quando andiamo ai seggi, votare i partiti nazionali che cercano di fare in maniera di poter portare a casa tutto. Votiamo i partiti nazionali che in Europa non riescono assolutamente a difenderci. Votiamo i partiti nazionali che hanno aumentato di 4 euro o al massimo 20 euro le pensioni minime dei miei poveri vecchietti che in banca pago ogni mese, che ammontano a 580 euro al mese. 580 euro al mese. In Sicilia invece i deputati siciliani, che si chiamano onorevoli, si sono portati lo stipendio a 18.000 da 16.000 euro. Io continuo a dire, ma è possibile che non possiate mai informarvi un momentino se ci sia un qualcosa di alternativo ai soliti partiti grandi? Perché avete creduto al grande bluff del blocco navale perché qualcuno avrebbe potuto fermare gli immigrati? Il blocco navale non si può fare, lo ripeto ogni volta, perché bisogna essere in guerra con i paesi ai quali si vuole dotare il blocco navale, altrimenti non puoi metterti lì con le navette e fermare la gente. Anzi, ne sono arrivati talmente tanti in questo periodo che non sappiamo nemmeno dove metterli, e non vengono per lavorare, perché non abbiamo più bisogno di immigrati, soprattutto per un motivo: le nostre ditte fuggono all'estero, Enzo, vanno nei paesi dell'est, portano la loro partita IVA lì e i loro lavoratori lì, e qui da noi il lavoro manca sempre di più, i giovani scappano. In Riviera del Brenta ne sono andati via l'anno scorso 2.000, in tutta la provincia di Venezia 22.000 fuggiti in Germania e soprattutto in Inghilterra, dove si dice che vada male. Questa è una cosa che deve finire. Dovete cercare di fare in maniera di votare la prossima volta, ma non per invitarvi a votare per fare pubblicità del mio movimento, ma di capire se ci possa essere un'alternativa a tutti quei partiti nazionali che promettono ma non sono in grado di mantenere una parola in un paese così tanto indebitato. Grazie Paolo.
anche uno dei due agricoltori l'altra sera in diretta qui, dai nostri studi della Bassa Veronese, si lamentava del trattamento pensionistico che gli veniva riservato. Tu ci puoi dire qualcosa al riguardo, che hai più competenza di me? Voi pensate che questa gente, chi decide fare l'agricoltore, sacrifica tutta la vita e sacrifica la vita anche l'allevatore? Perché se il campo per una settimana... Che vita che fanno gli agricoltori. Se per una settimana posso fare a meno di seminare, alle vacche non posso fare a meno di dar da mangiare. Per cui questo... Bravo. Pensate che questa gente va in pensione con un 523 euro, 584 euro al mese, dopo aver fatto 24 ore l'agricoltore, perché se succede qualcosa devi venire giù dal letto, perché se una vacca sta per partorire non puoi di certo dormire, se per caso c'è del seminato da fare, li vedete benissimo con i fari che vanno fino a tarda ora perché lavorano fino alle 11 a mezzanotte, questa gente non conosce ferie, non conosce riposo, e questa è la fine dell'agricoltore italiano e una parte anche degli agricoltori europei. Sinceramente c'è da ristrutturare completamente un mondo, c'è da mandare a casa un mondo romano che non vale nulla e da ristrutturare il mondo agricolo che vale tanto oro quanto pesa, perché a questa gente bisogna iniziare a dare importanza, non pagare 15 centesimi un litro di latte che è latte pregiato, oppure se volete continuate pure a bere il vostro latte ungherese, il vostro latte rumeno, non c'è nessun problema, a voi la scelta. Quando andate in supermercato, i vasetti, quelli con le scritturine piccoline, leggete, perdete 10 secondi in più, perché se un prodotto è fatto, i prodotti sotto casa nostrani, quando andate in supermercato quelli grandi, date un'occhiatina se c'è qualcosa vicino a casa vostra, c'è qualcosa di Veneto, qualcosa qui nei dintorni, solo così potrete aiutare questa gente, perché guardate che risparmiare i 10 centesimi, e so che tanta gente ha bisogno di risparmiare i 10 centesimi, e mangiare cibo che proviene dalla Grecia, che proviene di qua e di là, è vero, c'è un risparmio sostanziale sotto casa, però non sapete nemmeno quello che ingurgitate, quello che mandate giù. Grazie Paolo. Piccolo micro passaggio, se posso permettermi. Ma certo, devi. L'Europa, qualcuno ha detto, non si può uscire dall'Europa, non si può venire fuori, eccetera, eccetera. Ma non si può neanche tenere in questa maniera l'Europa, però, perché è questa l'Europa che ci impone di tutto e di più, anche se mangiare o non mangiare gli insetti, anche se seminare o non seminare addirittura, è una cosa ridicola. Se questi sono i rappresentanti europei, scusate se ve lo dico, mandateli a casa, fra poco andate a votare per l'Europa. Perché se questa è la gente che vale, non so cosa serva. E poi, piccolo aneddoto, che parlava di carburante il ragazzo che ha appena chiamato adesso. Mi permetto una settimana di ferie a luglio, mi permetto una settimana di ferie. Io che ero il ceto medio non posso più permettermi 2 settimane di ferie. Ero il ceto medio, direttore di banca, non me lo posso più permettere. Non pensi la gente che ci siano stati stipendi mega colossali o chissà che cosa da parte mia. Assolutamente, sono stipendi normalissimi anche per chi lavora in banca. È finita la pacchia di tanti anni fa con i bancari. Lo so. Attraverso il confine Fernetti in Friuli. Poco prima del Fernetti c'è il distributore di benzina Ovi, quello che all'insegna verde, benzina a quell'epoca a 2,11. Attraverso il Fernetti, faccio 200 metri, entriamo in territorio sloveno, c'è l'altro Ovi, quello sloveno, tutti in coda a far benzina, a 1,511. Ma com'è possibile 50 centesimi di differenza? Cioè, cosa c'è in Italia? L'appestamento di persone che ci vogliono morti, che ci vogliono prosciugare completamente tutto quanto? C'è qualcosa che non va? Visto che la catena OV è in giro per tutto il mondo, c'è qualcosa che non va. Per cui condivido quello che ha detto il ragazzo, il costo del carburante e tutte le altre cose, perché effettivamente qui qualcuno ci sta prendendo, scusate del termine, per il sedere, perché c'è qualcosa che non va in questo paese, diciamolo. Sono d'accordo con la tua critica. C'è un messaggio per te, Paolo, proveniente da un mio caro amico, la mia sentinella di Modena, Davide Baraldi, che saluto caramente. Buonasera Enzo, vorrei chiedere all'ottimo Paolo Pizzolato che ne pensa del cosiddetto piano Mattei, con il quale il governo italiano destina miliardi dei contribuenti italiani all'agricoltura e all'industria di decine di paesi africani. Ne ho parlato l'altra sera. Abbiamo gli agricoltori italiani sul piede di guerra e noi finanziamo le coltivazioni di paesi come il Marocco, che da anni
invadono i nostri mercati con i loro prodotti, pomodori, arance, olio di oliva. E ora definiamola. Che rispondi a Davide Baraldi? Innanzitutto Ciao ringrazio... Davide, ti mando le rose per tua moglie e tua mamma. Innanzitutto ringrazio Baraldi di questo messaggio. Spiego una cosa. Ad ottobre il governo ha adottato un provvedimento con il quale ha mandato 1,5 miliardi in Ucraina per pagare gli stipendi degli dipendenti statali e delle pensioni ucraine. Primo passaggio pesante. I nostri pensionati non possono avere l'aumento, però noi abbiamo pagato 1,5 miliardi per pagare le pensioni ucraine, perché all'Ucraina stiamo dando una mano. L'America si sta perfino levando di torno per mandare armi, però noi continuiamo su sollecitazione dell'Europa. Pochi giorni fa, che c'è stato quell'incontro con tutti i 50 paesi africani, Sì, sono incontro stati Italia-Africa. sono stati stanziati 5,5 miliardi da mandare in Africa per fare in maniera di aiutare questi stati dove nessuno ha fatto il catalogo di questi stati sono bisognosi o non sono bisognosi. Però prima accettiamo tutti gli immigrati da questa parte, protestiamo per la troppa immigrazione, protestiamo per i troppi africani e adesso li abbiamo convocati a Roma dicendo, oltre a questa porcheria di questa immigrazione clandestina che non vale più nulla, che tanto ormai abbiamo capito tutti a cosa serve, diamo 5,5 miliardi messi come siamo messi a livello di debito pubblico agli stati africani affinché possano incentivare la gente a coltivare la terra. Con la corruzione che c'è in con quei la corruzione che c'è in quei paesi. Ma scusate un attimo, mandiamo giù un po' di tecnici per insegnare il lavoro, andiamo a fare in maniera di insegnare come si fa una diga, come si fa un campo, ma perché dobbiamo sempre dare soldi nostri agli altri? Noi i soldi nostri non siamo mai stati capaci di gestirli all'interno di questo paese, no, di quelle regalie che fanno paura. Questo è il mio pensiero. Ha voluto fare una bella figura, l'ho criticata anch'io l'altra sera, la Non è Meloni, possibile, non è possibile. con la mia correttamente. coerenza, con la mia obiettività. Allora, non so cosa pensi Salvini dell'Europa agricola, perché ho già fatto il passaggio all'inizio che lui è stato la persona che aveva promesso agli allevatori sardi una promozione e un investimento sul loro formaggio e invece sono ancora lì che stanno attendendo, per cui una persona che non riesce a mantenere le promesse, che è ministro, secondo me non conta nulla, non vale nulla e spero vada a casa prima possibile. Non so logicamente come la possa pensare Zaia, perché sono due le cose. O si interessa un po' di più di agricoltura, lui che proviene anche da quel mondo, e lascia un po' perdere la storia del prosecco, dedicandosi un po' anche a quello che è la terra e non solamente la vite. Spero, se per caso dovesse succedere un altro mandato, che si interessi un po' di più anche di queste cose, oppure deciderà lui cosa fare da grande, perché in tutta sincerità perdere, come diceva giustamente la signora, la cosa più bella che abbiamo in Italia, eravamo il granaio d'Europa all'epoca dei Romani, eravamo il granaio d'Europa. Giustamente, come ha osservato la signora, noi siamo in grado di produrre i cereali in quantità per sostenere il fabbisogno di tutta la popolazione. Perché siamo costretti a fare questo? Perché per livellare i prezzi dobbiamo importare da altri paesi e distruggere i nostri prodotti affinché i prezzi possano restare sempre standard. Ma quali prezzi? Quelli che mettono in ginocchio le persone, quello che mettono in ginocchio nei mercati, nei supermercati, la gente che deve mangiare, dove da 30 anni sono fermi gli stipendi e sono fermi le pensioni. Piccolo aneddoto e poi chiudo. Prego, prego. In Europa, in Commissione Agricoltura, ben pochi sanno questa cosa qui, è fermo un progetto di legge dove non si dovrebbe più permettere a nessuno di avere orti in casa o fuori casa. E sapete perché? Non la sapevo questa. Ecco, questa è una cosa invece che io ho sempre saputo da quando facevo amministratore di Veneto Agricoltura, e decenni che è fermo lì sul tavolo, per cui prima o dopo potrebbe capitare. Siete Non credo avvisati. che arriveranno a tanto. No, spero No. che non arrivino a questo, però Sarà una rivoluzione. allora perché non vogliono che vengano fatti questi orti o queste piccole coltivazioni all'interno dell'abitazione? secondo lei qual è Il la motivo è strategia? che dicono che quelle cose o quei prodotti non possono essere così bene controllati come si potrebbero controllare nel mondo dell'agricoltura fatta in vasta scala, fatta in grande scala. Per cui È una sciocchezza. preparatevi perché un giorno potrebbe essere che questa gente che è in Europa
mandateli a casa qui fra poco, decidano di fare in maniera che i vostri orti non possano più esistere. Quello che ho detto, lo ribadisco. Ecco, questa invece è una cosa che so perfettamente, in quanto ho fatto anch'io, ho avuto un ruolo di notevole importanza all'interno della regione, so di questa cosa qui e purtroppo nessuno ne parla perché è ancora ferma, è ancora tenuta sul tavolo. Ma se qualcuno il giorno che decide di girare il foglietto lo presenta in commissione, potrebbe anche andare avanti. Per cui questa è l'Europa che vogliamo, a voi la scelta, signori. Che fine che stiamo facendo. Dunque saluto dei suoi parenti, tralascio gli altri, una menzione per i fratelli Orlando, Giorgio, Dino e Nadia Pizzolato. Siete 5 figli? Siamo 5 figli, tutti uniti. E tutti molto forti, anche perché, se puoi dirlo, fra i primi 2 fratelli, fra Orlando e Giorgio, e gli ultimi Nadia e Paolo, ci sono 20 anni di differenza, prima della guerra e dopo la guerra. Mio papà è stato catturato in Albania mentre stava combattendo e portato a Düsseldorf in Germania, è riuscito a sfuggire ai campi di concentramento solo perché sapeva cucire, era un bravissimo calzolaio, metteva a posto le scarpe della moglie del capitano, del comandante, è riuscito a salvarsi restando a Düsseldorf ed è tornato a casa un anno dopo la fine della guerra a piedi dalla Germania, l'ultimo tratto l'ha fatto in una balilla, è arrivato davanti a casa e dopo la guerra sono nato io e la Nadia. Appena arrivato a casa si sarà dato da fare. Pensate che tanto per darvi un'idea, si sono dovute fare completamente tutte le carte nuove perché l'avevano dato per disperso, l'avevano dato per morto, per cui per un anno circa il papà in teoria, la mamma Nicra che purtroppo non c'è più così come il papà, non sapeva nemmeno dove fosse finito. Quando è tornata a casa un anno dopo, logicamente Mira ha fatto un po' di festa perché è una delle famiglie più vecchie e più anziane di Mira. Peccato che Mira è un comune rosso, non ho mai capito. Mi puoi dire in 30 secondi perché il comune di Mira è sempre gestito dai compagnucci comunisti rossi? È una curiosità la mia. Un unico motivo. Se togli la parentesi, un unico motivo. Grillina, lama. Eravamo il dormitorio di Porto Marghera e ancora adesso lo siamo, per cui praticamente dove cresceva l'operaio di turno che ha sempre votato a sinistra. Ancora adesso le famiglie più vecchie, gli ultimi anziani sono ancora tutti di sinistra e l'incremento di giovani che c'è non basta ancora in questo momento per smantellare questa roccaforte. Ecco, ci vorranno, ma forse anche una decina potrebbe essere. Abbiamo avuto una parentesi di grillini, però è stata una parentesi un po'... Un bravo ragazzo, un buon ricordo. Sì. Allora io volevo salutare un caro amico, Corrado Callegari, altra anima di questo movimento indipendentista, prima il Veneto. Vi faccio i complimenti perché siete molto uniti fra di voi. Sì, è vero. E questo è un dato positivo al massimo. Gli altri partiti litigano fra di loro, no. Invece voi siete compatti. Siamo complimenti. Unitissimi. Grazie. Quando volete Enzo. Noi siamo a vostra disposizione. Grazie Enzo. Grazie per la tua presenza, Paolo. Grazie a tutti i telespettatori. Vi saluto.